hanno tappezzato tutto il Friuli con volantini, 3 carovane di auto dalla Carnia al Pordenonese fino al Goriziano. Tutta la patria per ricordare una festa quasi millenaria. Il nostro intento è visare anche visivamente, fa capire che è proprio le feste importanti dal Friuli, che le feste di fondazione, la Stato patriarcale. Nei volantini un messaggio ai friulani di risvegliare l'orgoglio contro lo Stato centralista. Nel futuro l'idea fissa dell'indipendentismo. Non senza doiensco cercare convintamente di indipendenza, ma noi è una carnevalade che l'improponendo, è una storia resonata. L'indipendenza vuol dire avere la responsabilità in prins di gestire le robe di Bessoi. I contatti con i venetisti ci sono già per adoperare lo stesso metodo online, ma non sarà, dicono, un plebiscito, ma un percorso legale che porti un'indipendenza sul modello scozzese. L'indipendenza non vuol dire fare un gazebo e proclamazione domani a binore in piazza, vuol fare capire a ent quali sono i vantaggi, vuol fare una battaglia prendidot per una rivendicazione di autonomia totale, poi passando per devoluzione, che sia di una devoluzione seria e non una buttata elettorale come che è stata fatta negli anni passati, dopodiché strade lì come che è stata fatta in Scozia e arriva a un vero referendum là che si domanderà l'indipendenza dal Friuli. E sugli arresti di ieri l'idea di una magistratura che agisce ad orologeria ora che l'indipendentismo è tornato di moda. Chi mi pare che ho tornato in da urna 3 volte di 20 anni, mi pare che se tornasse all'issazione contro il periodo secessionista che volta che era le leghe, un'azione sproporzionata dal Stato, per quel che mi sono che erano intenzioni carnevalesche di un gruppo di persone che secondo dal nostro modo di vedere non avevano nessuna pericolosità.